con il redattore capo della Nuova Sardegna, Daniele Ascano, a parlare di una delle iniziative sicuramente più meritorie del periodo e nella tua conoscenza, anche perché poi ti chiederemo della nuova scuola, di come i ragazzi reagiscono al Jovabit, ma quello è un altro discorso. Siamo qui a Olbia, una assemblea particolare con diverse classi, diversi indirizzi, anche questo è un polo per quanto riguarda l'istruzione, però c'è bisogno di parlare di quelle che sono le problematiche che poi alla fine ci riguardano tutti, in primis quella dell'inclusione, se ne parla tanto, però a che punto siamo? Allora, i ragazzi hanno sicuramente un concetto di inclusione diverso dal nostro, nel senso che loro lo danno per scontato. Cioè, noi adulti pensiamo all'inclusione come a qualcosa da acquisire. I ragazzi includono per loro natura, però questo non significa che non bisogna battere sul concetto, perché così come includono, escludono. Ed escludono non solo quelli che noi adulti ci preoccupiamo di includere, qualche volta escludono il compagno di banca, la compagna di scuola, per motivi che sono loro noti ma non sono noti a noi. Quindi tornare sul concetto di inclusione è molto importante proprio perché costringe i ragazzi a guardare l'altro con un atteggiamento più empatico. A provare ad insegnare, no? Perché poi alla fine diciamo che alla base è questo, l'insegnamento all'accettare, no? Perché noi che raccontiamo di sport personalmente insomma ne abbiamo conosciuto davvero tantissimi e devo dirti che poi alla fine noi è vero, lo accettiamo perché per noi la diversità è la normalità piuttosto che non, ma per loro talune volte sono proprio dei muri, perché? Perché li vediamo, li respiriamo. In altre culture il diverso è quello da portare, no? Ad esempio, qua invece talune volte è proprio il limite. Esattamente questo. Parlando con le ragazze e i ragazzi poco fa abbiamo parlato di questo concetto, no? Cosa è diverso? Qualche volta loro si sforzano talmente tanto di essere uguali a uno stereotipo che hanno e che a volte si sono creati, che a furia di mettere filtri nei social per modificare e rendere più apprezzabile la loro immagine, si rendono loro diversi ai loro occhi. Ecco, quindi non solo esclusione, inclusione, ma anche accettazione di se stessi, perché solo accettando se stessi si impara ad accettare gli altri. Il progetto che io coordino per la Nuova Sardegna, che è il progetto La Nuova Scuola, e mette in rete 64 istituti sardi superiori e 2500 ragazzi che ricevono il giornale e quindi lo leggono grazie ai nostri partner, ma anche 300 ragazzi che scrivono il giornale, ci raccontano se stessi e ci raccontano un mondo molto diverso da quello che noi ci aspettiamo, un mondo che però ed in questo la Nuova Sardegna è stata molto lungimirante, così come i partner che hanno aderito a questo progetto mostrano anche la loro vulnerabilità, la loro fragilità, quello che oggi non viene accettato a noi stessi, a noi adulti e quindi a maggior ragione ai ragazzi è la vulnerabilità e l'essere fragili. Quindi questo è un progetto che li rende più forti e progetti come quello che è stato fatto oggi al Defenu, che è una delle scuole molto attive da questo punto di vista, è un progetto importante perché parla di sport, parla di inclusione, parla alla fine di che cosa? Della vita. Certo. Ultimissima cosa, ed è una domanda che ti faccio da collega, siccome noi raccontiamo di sport, troppe volte, e questo te lo dico perché lo abbiamo estrapolato da tante cose anche riviste e riascoltate a distanza di tempo, non c'è il pericolo che chi prova talune volte a
raccontare di queste cose poi trovi invece la solitudine, anche del personaggio talune volte, purtroppo. Sì, anche perché sport è importantissimo, ma sport non deve essere interpretato solo, come diceva poco fa uno dei relatori, come vittoria. La vittoria è un'arma a doppio taglio, perché una volta vinci e tante volte perdi, non soltanto nello sport ma anche nella vita, e quindi la solitudine che si prova, che può provare un campione, una campionessa nel momento in cui esce dalla luce per entrare in quel cono d'ombra che è quello dei risultati non eccellenti o delle performance non straordinarie, ecco, quello è un concetto sul quale la scuola deve lavorare moltissimo e gli adulti in generale devono lavorare moltissimo, cioè spiegare che la vita è fatta di vittorie e di sconfitte, e queste iniziative servono anche a questo. E noi nel nostro piccolo possiamo dire che se si avvicinassero un po' di più al mondo paralimpico capirebbero realmente cosa significa. Assolutamente, Manolo Cattari è uno dei fondatori di Albatros ed è qui con noi stamattina, è uno psicoterapeuta che ha lavorato moltissimo, lavora moltissimo su questo. Ha fatto anche con il progetto La Nuova Scuola diversi tentativi, diversi esperimenti con i ragazzi per capire che la normalità alla fine non esiste e che i ragazzi, lo sport paralimpico è davvero uno sport che dovrebbe essere di grandissimo impegno per tutti, perché poi alla fine appunto la normalità non esiste. Grazie mille. Di niente, grazie a voi.